Cavallini, Zoboli, Michelucci, Dioni, Molinari, Braccini, Pin, Bicicli, Torriglia, Gennari, Turotti, allenatore Perati. Buona giornata a tutti cari amici da Renato Scalo, dalla redazione Media Sport Italia TV. Fari puntati quest'oggi sulla partita più importante nella storia calcistica della città di Carbonia, tornando indietro nel tempo e ricordando la mitica Carbosarda che negli anni 50 aveva portato in alto con orgoglio il nome di Carbonia stessa in tutta Italia. Nella stagione 1955-56 la squadra, costruita minuziosamente dalla dirigenza della società mineraria, con in testa la regia dell'onnipresente ragionier Martinetti, allora autentico general manager del sodalizio bianco-blu, si apprestarono ad affrontare un campionato che rimarrà nella storia e nella memoria dei tifosi, accarezzando il sogno della Serie B. Confermato il tecnico Perati alla guida della Carbosarda, i dirigenti della società mineraria carbonifera sarda, con in testa il presidente onorevole Stanna Randaccio, decidono di potenziare la squadra con l'acquisto di giocatori di spicco. Arrivano dal Cagliari Torriglia e Gennari con Melis, il centravanti Martino dal Catania e un giovane emergente Savino dalla Castelfidardo. Certamente allora Torriglia e Gennari erano considerati i pezzi forti della campagna acquisti, considerando il valore che i due erano riusciti a dimostrare nel Cagliari. L'inserimento dei nuovi acquisti in una squadra già di buon livello facilitò il compito al tecnico biancoblu Perati, che riuscì sapientemente ad amalgamare una squadra omogenea in tutti i reparti, che faceva del collettivo la sua arma migliore. Infatti questa squadra poteva contare sull'apporto di giocatori cardine di buon valore tecnico, con Cavallini in porta, il mitico Carlino Zoboli sulla linea difensiva, Torriglia, Molinari e Trenzani sulla mediana e in attacco l'estro di Bicicli e Gennari, Opin e Turotti, senza dimenticare sull'ala Serena. Carissimi amici, il campionato confermò la potenzialità della squadra, conquistando la vetta della classifica dopo poche domeniche, mantenendola fino all'ultima giornata di campionato nella sfida decisiva per la promozione in Serie B. Ad una giornata dalla fine Carbosarda e San Benedettese erano in testa, mentre il Venezia, che inseguiva distanziato di un punto, dovette vedersela proprio con la squadra biancoblu in Laguna. La partita, che valeva un campionato, venne disputata in uno stadio stracolmo, con circa 20.000 spettatori sulle tribune del Penso, e vide il Venezia prevalere purtroppo per 2-0, grazie alle reti realizzate per i veneti da Calegari e Bozzato. Alla Carbosarda sarebbe stato sufficiente anche un pareggio, ma dalle cronache e dalle testimonianze dei giocatori minerari e dallo stesso tecnico Perati, la squadra biancoblu venne danneggiata dal contestatissimo arbitro, il signor Marchetti di Milano, reo di non aver convalidato un gol regolarissimo di Bicicli, favorendo spudoratamente la squadra lagunare. Una favola sportiva straordinaria per la città di Carbonia, da ricordare ai più giovani, perché un pezzo della nostra storia, non solo calcistica ma anche sociale, considerando che quella squadra e quei giocatori erano fortemente amati dalle migliaia di operai della miniera che ogni giorno sottoterra rischiavano la vita, si sentivano fortemente orgogliosi delle gesta domenicali della loro squadra del cuore, quella biancoblu, sentendosi sempre rappresentati dai propri beniamini in ogni angolo d'Italia. Il terzo posto di quella stagione 1955-56 in Serie C a girone unico resta a tutt'oggi il miglior risultato di una squadra dell'isola alle spalle del Cagliari Calcio. Grazie a tutti per la cortese attenzione nell'approfondimento quotidiano di questo spaccato di storia sportiva della nostra città mineraria. Dalla redazione Media Sport Italia TV e da Renato Scalo, naturalmente, a tutti voi la più cordiale buona giornata. Cavallini, Zoboli, Michelucci, Dioni, Molinari, Braccini, Pin, Bicicli, Torriglia, Gennari, Turotti, allenatore Perati.